Niente rosso, ma Capodanno in giallo. Questo è il colore del Veneto in relazione al Covid in questo 31 dicembre. Ecco come hanno deciso di trascorrere la serata i bellunesi. Capodanno a casa, moglie, bimba e cartoni animati in televisione. Nulla, una cena e poi a casa. Tutto chiuso, i baristi chiudono alle 9 e il sindaco ha detto che fa chiudere le casette alle 10 e basta. Una cena con lui. Capodanno? Una cena tra pochi intimi, tamponati preventivamente e forse non facciamo neanche quella. Con questo clima a questo punto è meglio fare un passo indietro anche. Penso a casa. Sì, non ho programmi. Capodanno come? A casa di amici. A casa da sola. Capodanno in agriturismo. In quanti? In 7, sempre ovviamente vaccinati e con mascherine. Capodanno in famiglia, con i miei genitori, quindi saremo in 3. A casa, tranquilla. Non mi muovo. A casa, in famiglia. Niente. Questo. Casa in famiglia. Cioè in quanti? In 3. In 3. Lei? Sì, no, sempre a casa in famiglia. Sì, e siamo in 2 solo, quindi. Facciamo una piccola festa a casa. Piccolo vuol dire in quanti? In 5. Amici più stretti. Gli amici più stretti. Capodanno, niente, facciamo qua un giretto in piazza. Perché veniamo da fuori, siamo turisti. Facciamo un cenone in un hotel? Sì. Basta. Ci divertiamo. Sì. Sarà meglio con l'anno nuovo. Comunque sia, la ragionevolezza e la prudenza non devono mancare, così come non deve mancare la fiducia nell'anno che verrà. Per chiudere, ecco allora 2 commenti doc. Al di là della vaccinazione è importante che ognuno di noi sia responsabile per sé e per gli altri. Evitiamo gli affollamenti, festeggiamo senza metterci in situazioni di rischio e cerchiamo di avere un'attenzione per le persone i nostri familiari che magari hanno qualche malattia. Per loro dobbiamo essere più prudenti. Arieggiamo i locali, lavagliamoci le mani, cerchiamo di evitare di stare in ammassamenti. Dal 2022 cosa si aspetta? Dal 2022 io spero che sparisca il Covid e che si torni alla normalità, perché dopo 2 anni tutto il personale sia sanitario che anche della protezione civile è veramente stremato.